Siamo al nord-est, ci troviamo con Romana Adrovic, un'artista poliedrica che insomma si è cimentata in diverse discipline. Allora andiamo un po' a presentarla, diamo direttamente la parola a lei. Romana Adrovic, chi è? Ciao Paolo, ciao carissimi amici, un benvenuto, siamo qui al nord-est, a Caldogno in provincia di Vicenza. Allora Paolo, chi sono? Qui sono in veste di presentatrice di Miss Lady Veneto, come tu sai, un concorso veramente importante per questa regione, ecco. Tu hai tante altre esperienze. Ma guarda, pian pianino mi sto cimentando in vari ruoli, ecco, diciamo che l'arte ha molto da offrirmi ed io mi sento veramente ricca d'arte, quindi cerco in tutti i modi di darmi da fare il più possibile. Il primo amore è stata la danza? No, il primo amore in realtà è stata la musica, infatti io ho studiato presso l'Accademia, presso il liceo musicale e mi sono cimentata un po' nella piccola pianista, poi ho canticchiato e poi sono arrivate le varie altre discipline che sono diventate le mie discipline principali in campo artistico, ovvero la presentazione e la recitazione. Tu viaggi molto, però diciamo che la tua città di riferimento è Padova, giusto? Ma guarda, in realtà io abito in provincia di Treviso, ovviamente la tua città tra l'altro, no? Ecco, salutiamo tutti gli amici di Treviso 24, ciao, un carissimo bacione da parte di Romana, a tutti i miei concittadini mi viene da dire, no? Ecco, io tu sai sono stata un po' assorbita da questa città che ha veramente tanto da offrire anche dal punto di vista artistico, quindi cerchiamo di caricarci e cerchiamo di dare il più possibile. Come dici tu, sì, effettivamente io viaggio parecchio per tutta Italia, ultimamente in futuro qui avrò anche delle serate piuttosto importanti in Toscana, quindi cerco un po' di scoprire l'Italia e di portare anche qualcosa di trevigiano, ecco, nelle altre regioni. Quali saranno le prossime sfide? Ma intanto la sfida principale che ho accolto quest'anno è quello di condurre Miss Lady Veneto, che come sai sarà caratterizzato circa da 30-40 tappe. Abbiamo iniziato qui in inverno appunto nelle discoteche, quindi in queste località del Veneto, e prossimamente sicuramente continueremo con le più belle piazze della regione. Collaboreremo con le varie Pro Loco e non vedo l'ora, insomma sono molto entusiasta. Avremo tantissimi ospiti importanti, quindi caro Paolo sei invitato con la tua TV. Grazie, parliamo un po' di quello che può essere l'identikit di Lady Veneto, insomma non solo bellezza fisica, no? Beh, quest'anno ovviamente come tu sai la vincitrice rappresenterà l'Italia al concorso Miss Mondo. Quindi abbiamo cercato veramente e stiamo cercando tuttora di selezionare le ragazze non soltanto per la loro bellezza ma anche per la loro intraprendenza, anche quella artistica. Come tu sai sono tutte ragazze che studiano, che lavorano, che si impegnano, non semplicemente le belle cartoline del Veneto, ecco. Sono ragazze che si danno da fare e sicuramente vorremmo sottolineare anche la loro personalità, quindi quello che c'è dietro all'aspetto fisico. Tappa dopo tappa troveremo sicuramente la più rappresentativa per la regione. Parliamo di Romana dal punto di vista personale, cosa ci puoi dire? Ma ti dicevo, mi piace molto l'arte, sono passionale, amo lo sport, passo il mio tempo libero correndo, principalmente correndo, ecco, prima in bicicletta, adesso a piedi. Sei impegnata, se si può dire? Ma no, sono tornata single. Questa è una notizia importante per tutti gli ascoltatori, Importantissima. Pretendo molto da me stessa ma anche dal partner, come è giusto che sia, ecco. Devo dire che gli uomini di oggi hanno diverse problematiche nell'approcciarsi alle donne, soprattutto quelle intraprendenti. Infatti vorrei ricordare a tutti che in questa edizione di Miss Lady Veneto vorremmo proprio aprire anche la parentesi a livello sociale, perché noi combatteremo contro la violenza sulle donne e in proposito a questo stiamo preparando un cortometraggio di cui anch'io sarò protagonista. Non voglio anticipare troppo perché è giusto anche che i nostri telespettatori abbiano delle sorprese tappa dopo tappa. Bene, quindi così hai tagliato la domanda che volevo fare e però invece non tagliamo quelli che sono i saluti. Grazie Romana e a presto. Grazie a te Paolo, grazie a tutti gli amici Treviso 24. Vi aspetto alle nostre tappe di Miss Lady Veneto. Un bacione da Romana.